che è stato il lavoro, la vita, l'impegno delle generazioni passate. Questo è il ruolo di istituzioni come questa, di una conservazione per la trasmissione. Io sono molto grato all'Istituto per la Storia della Resistenza, al Centro di Documentazione e di Ricerca Silvio Trentin, che hanno promosso non tanto e solo l'iniziativa di questa sera, ma tutto il ciclo di studi, di ricerche e di proposizione all'attenzione pubblica della figura di Silvio Trentin e del tempo che lui ha percorso e in cui ha vissuto, in cui ha operato. È una certa emozione perché ci dà il senso della storia, cioè di come tutto ciò non sia stato così una cosa chiusa, ma di un percorso che continua. E quindi i nostri collaboratori, i nostri ricercatori, a cominciare da Barbara Colli che farà una comunicazione più tardi nel corso di questo incontro, hanno rispolverato in senso fisico anche, credo, le vecchie carte. Oggi sono una parte di queste, sono in mostra giù nella saletta, cioè giù, siamo giù, sì, nella saletta qui vicino, e potranno essere viste se non le avete già viste. Carte che sono arrivate in varie epoche, eccetera, ma che ci parlano tutte di questo periodo, di questi anni ruggenti in fondo, in cui il Partito d'Azione è sorto, ha operato e poi ha concluso la sua esperienza, ma che ha non solo le carte e i documenti che abbiamo un po' gelosamente conservato e che sono peraltro anche in mostra accompagnati da altri documenti, di altre fonti, non solo questi, ma non abbiamo fatto solo con la conservazione delle carte. In fondo queste mura potrebbero testimoniare come gli azionisti e altre persone che con loro condividevano la stessa battaglia politica e civile hanno trovato qui anche un luogo così di incontro, di confronto, di riflessione, perché la Querini, la sua biblioteca, il suo ambiente sono stati nei decenni questo e vorrebbero continuare a essere questo, cioè un servizio alla città, non solo un servizio, come dire, di lettura, di prestito dei libri, di museo, di archivio a disposizione degli studiosi, ma un luogo anche di incontro e di confronto civile tra le persone che la frequentano. Un posto, se vogliamo, da un lato non impegnato direttamente sul fronte politico militante, ma proprio per questo in grado di aiutare, agevolare ed essere occasione di una riflessione disincantata, non partigiana in senso deteriore, illuminata. Io, per quel poco che so, la Querini è stata questa. L'è stata negli anni del fascismo, in cui c'erano nicchie molto così anguste, molto limitate, in cui era ancora possibile ragionare e ragionare liberamente. La memoria va sicuramente a Manlio Dazzi, che è stato direttore a lungo di questa istituzione, dal 26 fino ai primi anni 50, comunista, che però aveva, per la sua professionalità, per la sua cultura, imposto in un certo senso la sua presenza anche all'establishment fascista. E si era venuta configurando negli anni 30, quindi in anni di pieno fascismo, una sorta di strana convivenza, per cui era possibile qui, grazie a Dazzi sostanzialmente, avere degli spazi che altrove non sarebbero stati. Ecco, e quindi la Querini come luogo di libertà, anche in tempi oscuri. Ecco.
Il Partito d'Azione ha fatto la sua storia, e Silvio Trentin è stato uno dei massimi protagonisti, specie nella nostra area, di questa storia. Ricordarlo oggi è importante per Venezia, per il nostro paese, per Venezia, ma soprattutto per le nuove generazioni che troveranno sempre qui, nell'Istituto della Storia della Resistenza, nel centro di documentazione, il luogo di conoscenza di questa vicenda oggi che può apparire strana, remota, ma che ha valori che sono invece attualissimi, che sono stati testimoniati da gente oltre che intelligente anche molto coraggiosa, che è riuscita quindi a far fronte a una temperie assolutamente difficile. Pensiamo alle leggi razziali, scorrete i verbali della Fondazione, si trova un giorno che il Presidente si rivolge al Consiglio, sempre un po' anche il Presidente è stato Orsi, senatore del Regno, podestà di Venezia a lungo negli anni 30, quindi certamente non antifascista di sicuro, oltretutto nominato Presidente dal Ministro dell'Educazione Nazionale, non eletto dai consiglieri come accade oggi, che si rivolge ai consiglieri, un po' anche per scaricarsi la responsabilità, evidentemente. C'è una circolare di Sua Eccellenza il Prefetto che richiama la legge e dice che negli scaffali a disposizione del pubblico non possono essere esposti libri di autori ebraici e si rivolge al direttore. Come siamo messi con questa situazione? Il direttore, non è che il Presidente non sapesse chi era Dazzi, il direttore dice, ma no, assolutamente, solo in alcuni depositi remoti a disposizione degli studiosi, ma per il resto si risponda a Sua Eccellenza il Prefetto che tutto va bene. Ecco, per dire, questo era un po' il clima che si era riuscito a creare qui dentro e così via via con Aldo Camerino, con altre situazioni del genere, col sabato fascista che il prefetto sempre scriveva, ma com'è che i dipendenti non vanno alle adunate? Si rivolge al direttore, come me, e dice, ma no, come noi per volontà del nostro testatore siamo aperti soprattutto con la biblioteca nei giorni e nelle ore in cui le altre sono chiuse, quindi il sabato pomeriggio è proprio uno dei giorni clou, e si risponde a Sua Eccellenza il Prefetto, via via. Cioè era una pantomima in un certo genere, in un certo senso, ma fra persone molto serie in verità, che si giocavano la partita cercando di svicolare il più possibile, di garantire questi spazi di libertà. Ecco perché in fondo l'affluenza nei nostri fondi di documenti del genere si giustifica. Se pensiamo poi a Gino Luzzatto, prima a Piero Monico, che è stato il commissario del CLN qui e poi è durato fino alla morte, fino al 64 come consigliere, e di Gino Luzzatto, presidente dal 51 al 64, abbiamo il quadro non solo dell'epoca della Resistenza, ma del dopoguerra a lungo, di una compagine di amministratori, di curatori della Fondazione, e Dazzi prima e Mazzariol dopo, di sicura tenuta democratica, ma nel senso civile prima ancora che politico, che ha garantito una certa fisionomia a questo istituto, che noi cerchiamo in qualche modo di mantenere con la memoria, ma anche possibilmente con, in tempi molto mutati in verità, con anche la nostra esperienza di gestione della biblioteca e delle altre iniziative culturali della Fondazione. Ringrazio quindi nuovamente queste due istituzioni, ringrazio la coordinatrice, i relatori e auguro un buon lavoro. Mi giustifico se a un certo momento dovrò assentarmi, mi piange il cuore, ma ho anche un'altra occasione pubblica a cui devo partecipare. Grazie. Grazie a lei, Presidente, grazie per il suo saluto, soprattutto poi perché garantisce, continua a garantire questo luogo aperto di incontro e di confronto che è molto utile per tutti noi, per la città di Venezia.
vorrei ora chiedere a Ranieri Damosto, se vuole, che è uno degli ultimi testimoni degli uomini d'azione, ecco, di cui si parlerà anche oggi, se vuole portare il suo saluto. Qualche cosina, insomma, la memoria mi dà la possibilità di ricordare parecchie cose. Tanto ringrazio per l'iniziativa, perché spesso queste iniziative non ci sono, anche perché i protagonisti del Partito d'Azione non ci sono più. Io ero uno dei giovani e ho compiuto 90 anni, per cui il problema è anche questo. Credo che a Venezia ci sia soltanto Lino Moretti, che anche lui era del Partito d'Azione e che è ancora vivo, però ha 2 o 3 anni meno di me, quindi, ma gli altri ormai purtroppo sono scomparsi. Io come sono entrato nel Partito d'Azione? Praticamente all'inizio del 43 si vedeva che il fascismo stava sgretolandosi e che quindi la guerra doveva essere persa o giù di là, e quindi noi abbiamo cercato già come giovani di riunirci, 10 giovani di varie estrazioni. Però logicamente era un piccolo club chiuso che non aveva, diciamo, respiro e bisognava allargarsi. E allora a un certo momento Giovanni Benvenuti ed io, che venivamo dal Foscarini, abbiamo pensato, dico, ma perché non cerchiamo di vedere se qualcuno dei professori del liceo Foscarini si avvicina a dei gruppi, diciamo, di antifascismo. E allora abbiamo fatto una selezione che poi Gianantonio Paladini ha ricordato in una sua pubblicazione. Praticamente abbiamo preso tutti i nomi dei professori e li abbiamo, diciamo così, esaminati. Alla fine siamo arrivati a Zanon dal Bo. Abbiamo detto probabilmente lui è vicino ad ambienti antifascisti. E così è stato. Ci siamo sorteggiati tra Giovanni Benvenuti ed io di chi doveva andare a parlare a Zanon dal Bo, e uscì Giovanni Benvenuti e lui andò da Zanon dal Bo e seppe che era vicino agli ambienti antifascisti e al Partito d'Azione, che però allora non aveva ancora il nome di Partito d'Azione. Stavano giocando tra Giustizia e Libertà dei fratelli Rosselli e il Partito d'Azione. Ancora la nomina del nome non c'era. Abbiamo preso accordi e a un certo momento ci siamo riuniti allora in maniera diversa, cioè eravamo vicini a un'organizzazione politica e questo ci dava una maggiore forza. Quando c'è stato il 25 luglio e quindi è caduto il fascismo, con questo colpo di Stato interno che ha, diciamo, liquidato Mussolini insieme con la monarchia, e noi abbiamo partecipato alle manifestazioni che ci sono state in piazza San Marco. Io mi ricordo che Gianquinto, che poi divenne sindaco di Venezia successivamente, si mise a parlare in piazza San Marco su un tavolino e poi ci fu, diciamo così, un movimento di folla e andammo in prefettura, andavamo in vari posti per diciamo, esprimere il nostro plauso per questo cambiamento di rotta che allora dava tante speranze. Purtroppo non tutte queste speranze sono state positive, ma questo è un altro discorso. Quando ci siamo riuniti come Partito d'Azione pochi giorni dopo, c'era il problema di fare una riunione del
Partito d'Azione Veneto, perché a un certo momento bisognava raccogliere le forze e quindi cercare di fare un'azione più precisa. E a un certo momento non si trovava sede, perché la prefettura non aiutava. Il governo Badoglio vietava le riunioni dei partiti e quindi c'era difficoltà di trovare una sede. Alla fine io ho una casa abbastanza grande, anche se allora era occupata in parte da alcune persone sfollate, dai gruppi di persone, e a un certo momento abbiamo riservato una sala. Mio padre era antifascista da lungo tempo e accogliemmo il primo congresso del Partito d'Azione del Veneto e quindi vennero tutti gli esponenti del Veneto. Io non li ricordo tutti, però li possiamo anche dire alcuni nomi. Purtroppo voi siete giovani in buona parte e non ricordate questi nomi, però uno dei nomi principali, Bruno Visentini, poi di Treviso, Poldo Ramanzini, pure di Treviso, poi l'avvocato Richieri di Rovigo, poi c'erano i fratelli Commessatti di Udine e poi altri delle varie province che però adesso mi sfuggono anche i nomi. Però insomma c'era una riunione di 40 esponenti e tutti, diciamo così, di un certo livello, perché il Partito d'Azione aveva avuto l'intelligenza di raccogliere quella che poteva essere la classe media dei professori, dei professionisti, della gente che aveva una certa maturità umana di professione e quindi diciamo che aveva la possibilità di esprimere qualcosa di più dei partiti, diciamo, che allora c'erano. Il Partito Comunista, il Partito Socialista non si faceva molto vedere perché allora praticamente i due che hanno fatto la resistenza in senso, diciamo, pratico sono stati solo il Partito d'Azione e il Partito Comunista. Gli altri partiti, anche la Democrazia Cristiana, di cui abbiamo un esponente, vicepresidente, cioè presidente della Quirini, diciamo così, non avevano la forza in quel momento di agire. Il Partito d'Azione ebbe la possibilità di autofinanziarsi in maniera notevole e fu quello uno dei problemi, cioè di finanziare anche questi gruppi di resistenza armati, che era la Brigata Osopo nel caso concreto, e poi di altri gruppi sciolti che c'erano. Per esempio a questi si unirono i due fratelli Bellavitis, che voi avrete sentito nominare, l'architetto Bellavitis che era più giovane e anche il fratello che aveva un paio d'anni, la mia età credo, ma purtroppo anche loro sono scomparsi. Questa classe è stata importante perché logicamente sapeva come muoversi in certi ambienti professionali, finanziari e altro. Infatti ci fu la possibilità di costituire dei gruppi abbastanza solidi. Adesso cerco di semplificare perché non voglio rubare troppo spazio agli altri. Abbiamo dei tempi. Ma a un certo momento ci fu l'8 settembre e lì, dopo questa riunione che è stata alla metà di agosto, diciamo del congresso regionale del Partito d'Azione, dovevamo riunirci il 10 settembre per festeggiare Silvio Trentin dal suo ritorno dalla Francia. Se non che l'8 settembre arrivò e allora la riunione fu, diciamo così, annullata per forza di cose.
subito dopo il trambusto, perché l'8 settembre è stato un dramma veramente pazzesco, con questi poveri ragazzi che cercavano di sfuggire praticamente al rastrellamento o dei neofascisti, ma ancora quelli non c'erano, soprattutto dei tedeschi, e quindi ci fu un caos. Infatti io mi ricordo che al Graspo de Ua, che allora non era all'interno come oggi è il ristorante, ma era un piccolo bar che era sul ponte di Rialto. Una dozzina di soldati giovani lasciarono i loro fucili e mi telefonò uno dei miei amici del Partito d'Azione dicendomi: ma ci sono questi 12 fucili, cosa ne facciamo? Dico: ma sì, dico, non buttiamoli in acqua, dico, cerchiamo di nasconderli da qualche parte. Se potete andate al Lido e li nascondete lì. Li nascosero, e però uno di questi ragazzi a un certo momento parlò con gli ambienti fascisti che si stavano ricostituendo e a un certo momento mi arrestarono all'inizio del dicembre. E cosa successe? E qui ricordo un episodio che viene ignorato a Venezia, ma che è stato molto importante. A un certo momento fu ucciso in quei giorni, dopo l'occupazione tedesca che cominciò il 10 di settembre del 1943, ci fu l'uccisione di un soldato tedesco a Venezia. Queste cose le ho sapute dopo. Praticamente cosa successe? Che il comando tedesco a un certo momento ragionò e disse: ma io di Venezia ne voglio fare, era anche l'idea di Hitler, una specie di città, diciamo, franca, dove potessero i soldati tedeschi arrivare facilmente e poter fare le loro vacanze anche. Tant'è vero che i soldati tedeschi a Venezia non erano armati, circolavano senza le armi. Questo fu un fatto veramente diverso da tutte le altre città. Cosa successe? Che il comando tedesco fece una versione di comodo. Disse: ma questo soldato è stato ucciso da un soldato polacco per ragioni di donne. Cosa successe? Che praticamente noi che eravamo in galera, c'era l'onorevole Gianquinto, c'era Zalon Dalbò, c'era Perinelli, c'erano un sacco di persone insieme con me. Io, diciamo così, ero uno dei giovani, dei ragazzi del partito. Non sapevamo nulla di questa faccenda. Invece la versione vera era che un partigiano, di cui